Mercoledì 24 aprile 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dei nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepa si accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina e incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda il mondo scolastico, questo è il titolo: scuola vincono i precari. 50 prof con contratto a termine fanno causa e ottengono i 500 euro della carta docente. La sentenza del giudice del lavoro sul ricorso della FLC-CGIL interessa circa 1500 insegnanti bellunesi equiparati ai colleghi di ruolo. Il giudice del lavoro del Tribunale di Belluno riconosce a 50 docenti precari bellunesi il diritto a ottenere la carta docente e il bonus del valore di 500 euro che viene assegnato annualmente solo agli insegnanti di ruolo per l'aggiornamento professionale, culturale e digitale. Una sentenza che può andare indietro nel tempo per 5 anni facendo ottenere agli storici precari fino a 2.500 euro. L'approfondimento di Paola Dallanese a pagina 16. La sentenza della consulta, altro richiamo dalla prima pagina, graduatorie Ater, Zaia promette ancora premiato chi è qua da tempo. Il governatore torna sulla sentenza della consulta che boccia la legge regionale che chiede che per ottenere una casa popolare Ater la persona debba avere una residenza minima di 5 anni nel territorio veneto. L'approfondimento da pagina 6 a pagina 7. Sanità, il piano di recupero, liste d'attesa, la regione vuole visite serali e nei weekend, visite serali e nei weekend per abbattere le liste di attesa. L'approfondimento a pagina 12. La foto di copertina riguarda la situazione lupi nel bellunese. Ispra, si può già sparare ai lupi. L'esperto: abbattimenti possibili visti i numeri, ma va dimostrato che fanno predazioni importanti. Sono sempre di più i lupi nel bellunese, gli allevatori chiedono un intervento per ridurre le predazioni. L'approfondimento di Dalmassa, pagina 11. Nelle cronache, Feltre, il caso di una quindicenne denuncia maltrattamenti in famiglia via dai genitori. Dopo la segnalazione di maltrattamenti è stata collocata in una comunità. L'approfondimento di Sosso a pagina 23. La RSU protesta, resta a casa per maltempo, licenziato dalla Costan. La RSU della Costan contesta il licenziamento in tronco di un lavoratore. L'approfondimento di Dalmassa a pagina 25. E ancora, l'ex attaccante ha donato una sua maglia al Museo Rossoblu, ovazione per Boito a Genova. Batte forte il cuore rossoblu di Francesco Boito, ancor di più dopo l'inaspettato omaggio del Grifone a 40 anni dall'ultima presenza dell'attaccante pontalpino con la maglia di uno dei club più iconici del calcio italiano. Questa una notizia che riguarda invece il turismo veneto. Venezia, da domani Venezia è a pagamento, ecco tutte le regole per l'accesso. Venezia diventa la prima città al mondo su prenotazione a pagamento. La data del 25 aprile che segna il via alla sperimentazione del contributo d'accesso è destinata a restare nella storia. 5 euro di ticket per i visitatori giornalieri che arrivano dalle 8.30 di mattina alle 16, 29 giornate complessive fino alla fine di luglio, varchi di accesso nei punti strategici della città e la possibilità di prenotare addirittura in tabaccheria. L'approfondimento lo troverete da pagina 2 a pagina 3. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda i redditi in provincia di Belluno. C'è sempre Cortina al top. Capoluogo a sorpresa sul podio, al secondo posto in provincia, scende di una posizione Agordo, capitale di Luxottica, ora terza. La maglia nera Zoppè, mediamente ciascun bellunese ha dichiarato un reddito di poco inferiore ai 21.000 euro. I paperon dei paperoni bellunesi sono lo 0,876% del totale di tutti i contribuenti su 163.932 cittadini della provincia che hanno presentato lo scorso anno la dichiarazione dei redditi. In 1.437 hanno dichiarato oltre 120.000 euro. La loro maggior presenza si colloca a Belluno, Cortina, Feltre, Sedico e Borgo Valbelluna, dove i ricchi presenti nella fascia maggiore sono rispettivamente 399, 185, 128, 62 e 55.
Prima nella classifica provinciale, Cortina 51esima in quella nazionale. Agordo perde ancora posizioni e scende al terzo posto. Ultima Zoppè. I dati sono stati diffusi ieri dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'approfondimento di Toscani lo troveremo a pagina 5. Soccorso alpino in lutto per Scari, il cane salvavite, il border collie in servizio per 10 anni alla stazione agordina della Val Biois ha salvato vite, è sempre stata pronta nei soccorsi, ma ha anche tanto giocato nella sua vita. Il soccorso alpino piange la scomparsa di Scari, border collie femmina, cane da valanghe da più di 10 anni attiva nel servizio. È una soccorratrice che era in forze alla stazione del soccorso alpino Val Biois a Canale d'Agordo, un soccorritore a quattro zampe. La sua storia è stata raccontata in questi giorni. A dar notizia della sua morte la proprietaria Nadia Croce. L'approfondimento di Fontanive a pagina 5. A un vicentino la borsa di studio a Maria Grazia Carraro. A Belluno veniva volentieri con tutta la sua passione, non c'era orario, non c'erano sabati o domeniche che tenessero. Noi familiari sapevamo che lei era così. Diceva che le esigenze dell'USL venivano prima perché c'era gente che aveva bisogno, era il suo carattere. Parole di Cesare D'Alberto Pinese, marito e figlio di Maria Carraro, la direttrice generale dell'USL 1 Dolomiti, prematuramente scomparsa un anno fa. Ieri in sua memoria è stata assegnata una borsa di studio. Ha vinto Francesco Paolo De Siena, Università di Padova, che ha toccato il tema del sovraffollamento in pronto soccorso nell'USL Berica 8. Maltempo, nevicate dal Monte Piana al Nevegal, ma le previsioni sono in miglioramento. E ancora Belluno, negozi sfitti, il comune progetta nuove sinergie. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 6. Sedico, infermiera di comunità, sono già 70 gli assistiti. L'approfondimento di Pasucca a pagina 8. E la foto di copertina è dedicata a Carla Sogne. A Feltre, dibattito su Scurati, quel 25 aprile una festa, ma il dopoguerra fu duro. Carla Sogne oggi a Sospirollo alla bella età di 87 anni e in bianco e nero, quasi 70 anni, a bordo di una Topolino. Intanto anche a Feltre scoppia un caso Scurati per la richiesta della sinistra alla sindaca Fusaro di leggerne il monologo vietato in Rai. Gli approfondimenti da pagina 2 a pagina 3. E per quanto riguarda lo sport, dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Andrea Piero Bon di nuovo in forma al Tour di Turchia, sognando ancora il Giro d'Italia. Cortina, Yuki De Emilia nel gruppo di lavoro del marketing. E ancora Feltre, centro prelievi in tilt, attese prolungate di oltre un'ora. L'approfondimento di Scartoni in questo caso lo troveremo a pagina 7. Addentriamoci all'interno quindi di questa edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 2, il 25 aprile, 79 anni dopo Scurati scoppia il caso a Feltre. Leggiamolo: l'appello alla sindaca Fusaro di tutti i gruppi di opposizione uniti nella cerimonia faccia proprio il monologo cancellato dalla Rai. La prima cittadina mantiene il silenzio ma viene incalzata, fu ospite in città per la maratona, glielo dobbiamo. Il Vajont, come questa festa ci dice di non dimenticare. Domani uscirà il video Stelutis Alpinis con l'emozionante esibizione di Fresu e i bimbi del coro arcobaleno. E sempre a proposito del 25 aprile, noi antifascisti abbiamo sofferto. Carla Sonia, 87 anni, ricorda il periodo da bambina costretta a crescere in fretta tra fine conflitto e dopoguerra, le bombe, i paesani ostili di Sospirollo, l'avvio di un'attività e una certezza. La mia vecchiaia è migliore della mia gioventù. L'intervista con questa testimonianza di Carla Sonia vi aspetta a pagina 3. Leggiamo una parte di questa intervista. Dopo la guerra, finita la guerra, le difficoltà per Carla e i suoi non terminarono. Nel 1948 mia mamma si ammalò e rimase in sanatorio a Feltre per 6 mesi. Venne salvata dall'arrivo di una delle prime dosi di penicillina che acquistammo dall'estero. Fu in questo momento che mio padre contattò De Bastiani, un grossista di Formegan, e aprimo un piccolo negozio di alimentari, rischiando un po' perché l'altro esercizio di Sospirollo, molto più grande, con prezzi molto più alti e prodotti acquistati al mercato nero, era di fascisti. Mio padre, costretto a inventarsi altri lavori perché la tessera annonaria gli veniva sempre svuotata da altri. E sempre in merito al 25 aprile, a Cirvoi, siamo nel capoluogo. Le poesie dalla scomparsa Burigo raccontano la lotta partigiana. L'appuntamento è alle ore 10:30 alla cooperativa di Cirvoi. FIAB, resistere, pedalare, resistere in bici sui luoghi della resistenza. In questo caso l'appuntamento, vediamo se è indicato. Sì, eccolo qui, ritrovo è fissato per le ore 9 a Belluno in Piazza dei Martiri davanti ai bronzi di Augusto Murer. Continuiamo con pagina 4. Lavorò per assumere giovani medici. Se Carraro fosse qui sarebbe contenta. L'omaggio dell'USL numero 1 alla dirigente Maria Grazia Carraro, venuta a mancare per un male incurabile lo scorso anno. Ieri
A San Martino la consegna della borsa di studio in memoria della direttrice generale USL scomparsa, la lezione di Brusaferro, colonna in pandemia, si deve parlare di economia e di benessere. E adesso parliamo dei Paperoni in provincia di Belluno con pagina 5, i conti in tasca, redditi solo 1.400, oltre 120.000 euro e Cortina Regina dei Paperoni, pubblicati ieri sul sito del Ministero i dati delle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2022. I più poveri abitano a Zoppetto. Troverete quindi tutti i redditi in provincia di Belluno con la media, lo avete sentito, al primo posto abbiamo Cortina d'Ampezzo con un reddito medio di 29.988 euro e al 51esimo posto a livello nazionale, seguita da Belluno con 25.336 euro, Agordo 25.203, Soverzene 24.349, Voltago Agordino 24.180 e via via tutti i comuni della provincia di Belluno che si attestano fino a un reddito medio di 20.000 euro fino ad Alano di Piave, per poi andare sotto i 20.000 euro con Serendel Grappa, 19.749 euro, e andare ancora sotto i 19.000 euro con Fonzaso, siamo a 18.904 euro, e ancora sotto i 18.000 siamo a Sovramonte, 17.855, fino a raggiungere, lo avete sentito, il comune di Zoppè di Cadore, che ha una media di reddito pari a 13.299. Agordo perde ancora posizioni, nel 2016 era prima in classifica. Non in complesso in provincia le entrate imponibili dei residenti ammontano a 3 miliardi e mezzo, non brillano nonostante la presenza di aree industriali Longarone e Ponte, bene invece Domegge di Cadore. Siamo nel capoluogo, commercio, pagina 6, negozi sfitti, sinergie per la riapertura. Il vice sindaco Gamba lancia la proposta di un coinvolgimento attivo tra proprietari di Confcommercio e amministrazione locale. In segni pubblicitari il comune punta a recuperare oltre 47.000 euro di canoni non pagati dagli esercenti. Iulia, pattuglia terza alla Potruil, c'è anche un alpino del settimo, è il primo graduato Marco Pollini, meteo proibitivo, la gara è ridotta. Passiamo adesso a Feltre, guasto il totem dei numeri, il centro prelievi va in tilt, il disservizio ieri mattina all'ospedale con ritardi accumulati fino a un'ora, chi si presentava prima allo sportello andava avanti a scapito delle prenotazioni. Polemiche anche per la cassa che non ha posticipato la chiusura, nelle ultime settimane altri casi simili. Da Feltre a Fonzaso, ex scuola, un volto rinnovato per le aree esterne. E adesso a Feltri, 100 anni di Gabriella, grande festa in famiglia. Gabriella piccolotto, testolini, davvero buon compleanno anche da parte di tutti noi di Radio ABM. Siamo a sedi con pagina 8, infermiera di comunità, 70 assistiti, primo bilancio del servizio avviato in ottobre con il sostegno della Fondazione Cariverona Concomuni, azienda sanitaria. I casi sono segnalati dal medico di base alle assistenti sociali, da domani una serie di incontri legati a condizioni di fragilità. Ponte nelle Alpi, nuovo piano urbanistico, semaforo verde in giunta, il documento recepisce istanze raccolte sul territorio in un anno di incontri. E ancora Sedico, Sacchetta, la lista perde già i pezzi, Paolo Carlin rinuncia, l'ex presidente dei Coldiretti smentisce le indiscrezioni di questi giorni, con la politica ho chiuso da tempo. Siamo in Agordino, meteo, l'inverno insiste, nevicate in quota dal Nevegalla al Monte Piana, Prealpi e Dolomiti ancora nella morsa del gelo, qualche disagio nel Bellunese ma le previsioni sono incoraggianti. Cortina il maglione rosso con lo scoiattolo per l'ultima salita di Franza dal lago. I funerali saranno celebrati oggi alle ore 15 nella chiesa parrocchiale. Ci saranno tutti gli uomini e le donne della montagna a salutare colui che fu per decenni uno degli arrampicatori più forti del paese. C'erano ieri sera alla recita del Rosario, un momento di incontro e conforto per i familiari. Vigo di Cadore, nuova palestra all'aperto, premiati i giovani. E ancora una notizia di spalle che interessa Cortina, Hotel Delaine, il primo a sostenibilità certificata. Queste quindi le notizie che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso invece all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 16, carta docente riconosciuta a 50 precari. La sentenza del giudice del lavoro sul ricorso della FILC-CGIL potrebbe interessare 1.500 insegnanti con contratti a termine. La sindacalista Alessia Cirentin, basta discriminazioni per il personale. E finalmente il nostro lavoro equiparato ai colleghi di ruolo, parla la professoressa Cadorina di Economia Aziendale Valmassoi.
Progetti FCC, fondi comune confinanti bloccati, chiesti 100 milioni per coprire gli aumenti, siamo a pagina 17, Bondi, il presidente appunto della FCC, i sindaci devono stabilire insieme le priorità perché le risorse a disposizione si fermano a 65 milioni di euro. Confcommercio e Cristian Marchetti, nuovo presidente della consulta cittadina. Continuiamo con la sanità, in arrivo 22 medici a gettone per l'emergenza urgenza. Dopo l'avviso di azienda zero, in graduatoria erano finiti 44 professionisti. Gli specialisti saranno divisi tra pronto soccorso e ambulatorio dei codici minori. Continuiamo con pagina 19. Per i piccoli negozi il Comune punta al progetto Cities. L'assessore Gamba riporta i numeri del canone unico, poi sottolinea contro l'abbandono serve l'aiuto dei privati. La risposta del Comune a Più Forti Insieme, Fondazione Cari Verona, il profilo di Elisa Plattini era quello ricercato, notizia che innesca una polemica avvenuta nel Consiglio Comunale di pochi giorni fa di Belluno. La festa della liberazione, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla giornata di domani, giovedì 25 aprile, appello delle minoranze ai sindaci, leggete il monologo di Scurati, sia nel capoluogo che a Feltre. I gruppi di opposizione hanno scritto una lettera ai primi cittadini. Il caso bimba nata morta al San Martino, il giudice dispone nuove indagini, il GIP ha sciolto ieri la riserva sull'opposizione all'archiviazione dei genitori, sono 3 i sanitari indagati e il PM ha 4 mesi di tempo. Meteo, freddo fino a sabato, dopo le nevicate sale il pericolo valanghe. Siamo a Feltre, Tari non pagata, 672.000 euro di disavanzo, il Comune va alla riscossione, in arrivo solleciti a 3.591 contribuenti, nel 2023 il 20% degli utenti non ha saldato il conto. Fatto di cronaca giudiziaria, denuncia ai genitori, 14enne portata via da casa, la ragazza ha segnalato maltrattamenti da parte di padre e madre e la magistratura l'ha collocata in una comunità. Quero, mucche sporche e malnutrite, allevatore in aula, azienda agricola sotto inchiesta dopo le perquisizioni dei NAS e dei carabinieri forestali, il titolare è finito a processo per abbandono e maltrattamenti. Arsier, coltello alla gola a tavola e la frase "ti scuoio vivo" al suo collega, patteggia, altro fatto di cronaca giudiziaria che trovate a pagina 23. A pagina 24 siamo a Santa Giustina, il nido integrato sarà attivato anche a Santa Giustina, dopo il via libera per Cesio la parrocchia si muove con nuove sezioni primavera che potranno ospitare fino a 16 bambini. Farentina contro Baldenic, nel cortile del carcere partita vera e toccante, il club feltrino ha aderito al progetto del CSI Carcere Sport Insieme, molto intenso il momento in cui loro sono dovuti tornare in cella. E continuiamo con pagina 25, resta a casa per l'allerta meteo, licenziato un lavoratore Costan, l'RSU Fiomi insorge, provvedimento abnorme, l'azienda, caso gestito secondo le norme. Ancora da Borgo Valbelluna, aumenta la tariffa rifiuti per utenti non domestici, la minoranza protesta. E ancora da Borgo Valbelluna, Circoli Hauser Lentiaia, quota 899 trasporti, serve la terza auto. Spostiamoci a Longarone con pagina 26, l'ANAS valutiamo la trincea ma il Piave è il padrone di casa della Granelas per l'azienda stradale e Saldini per Simico cauti sull'alternativa al viadotto, assemblea a Longarone sulla variante per le Olimpiadi. Ponte nelle Alpi, nuovo piano urbanistico, si svolta meno vincoli. Al Pago, Giro d'Italia, serata tappa in municipio imposto, l'appuntamento è per le 18:30. E ancora Chiesa al Pago Bike Fantastic, il tracciato si rinnova. Siamo a pagina 27, gli ecomusei fanno squadra per valorizzare il territorio. In Valle del Biois il primo incontro regionale delle realtà dedicate alla cultura delle comunità tra confronti e visite alle latterie e museo, aperta la strada a nuove collaborazioni. Per il direttore Loris Serafini vanno ricostituiti i valori tradizionali. Oggi la figura di Don della Lucia sarà al centro del dibattito. Val di Zoldo, più posti auto e abbonamenti, piano per il parcheggio a Pecol. Falcade, gruppo Folk Val Biois al magazzino comunale per altri 7 anni. E ancora dalla Gordino a Cencenighe, fissate le nuove tariffe per le sale pubbliche. Siamo a Cortina con pagina 28, giro di boa per la sponsorizzazione, raccolti 241 milioni sui 475 attesi. Approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio della fondazione con un rosso di 33,7 milioni di euro. Disavanzo in linea con le previsioni, situazione dei conti senza criticità verso i Giochi Olimpici Invernali 2026. Cortina Marketing vara la squadra operativa e gli eventi per l'estate. Notizia che interessa in questo caso il turismo della Conca Ampezzana.
San Vito di Cadore torna il 7 di Un passo dal cielo, la produzione cerca comparse, fissato l'inizio delle riprese in riva al lago di Mosigo, la serie sarà in onda nel 2025, sabato all'Asilo Vecchio la selezione in presenza di uomini e donne tra i 18 e i 75 anni. Sappada via libera al progetto per il nuovo palazzetto e anche il Corriere delle Alpi ricorda Franz Dal Lago, oggi alle 15 i funerali in Basilica a Cortina. Dalla rubrica Cultura e Società, concerto il 29 giugno a Venezia, immagini e suoni del Marco Polo, colonna sonora live per la prima volta, la firma Morricone per Montaldo, le partiture originali concesse dalla famiglia per la serata in piazza San Marco. Dalla rubrica Giorno e Notte, baby coristi e la tromba di Fresu per un toccante Stelutis Alpinis. In un video l'esibizione dedicata al Vajont dell'Arcobaleno e di altri 4 gruppi. L'artista giro il mondo, ma a Longarone ho vissuto un momento magico. E stasera al Teatro Buzzati in un vortice surreale con il Calamaro Gigante di Finocchiaro e Stori l'appuntamento. E alle 21 appunto al Teatro Comunale di Buzzati di Belluno. Sport, il tributo del Ferraris per il grande ex Boito, il Genoa è nel cuore. Serie D, domenica al Portogruaro a Feltre, Dolomiti riabbraccia Mazza, l'infortunato era Este, ha già tolto le stampelle. Basket promozione femminile, Valbelluna ora arriva il bello, Ceolin vogliamo la Serie C. Curling, i mondiali di doppio misto, il duo Ampezzano batte la Danimarca, quinta vittoria della Super Italia. Atletica, Ponte, Pedavena, Feltre e Belluno 1 staccano il pass per la fase regionale e ancora pallavolo Serie 3 verso gara 1 delle semifinali, Belluno mancano le corriere per portare i tifosi a Fano. Mountain bike, la Veneto Cup parte con Savi 2 volte vincente nei Master 1. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, un po' di variabilità con significativi spazi di sereno e alcuni addensamenti nuvolosi, specie da metà giornata. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.